Benvenuti nel paradiso terrestre. E nel paradiso terrestre chi possiamo trovare? Eva, naturalmente. Buongiorno! Rieta Channel del paradiso terrestre oggi. Buongiorno! Sì, veramente. Una visione paradisiaca. Stupendo. Chia è meravigliosa. E che abbiamo visto solo una spiaggia, eh? Qua siamo su Giudeus. Ho fatto così con te. Dai, sali. Sali per bene. Salvo. No! Io salgo Seduta. Ah, perché scusa? Seduta. Ognuno usa le sue tecniche. No, seduta. 1, 2, 3, su! Siediti sul materassino. Dai, prendi un bello slancio. 1, 2, 3. Riprovaci, sarai più fortunata. Ma io ho una Dai. tecnica. 1, Ci riesco. 2. Solo così. Aspetta. Io faccio così, guarda. Ma perché mi obblighi? Scusami. Siediti. Non devi obbligarmi, ognuno ha le sue tecniche. Dai. Ecco. Sai, ho sbagliato completamente tecnica. Così impari a prendermi in giro. Ecco Super Orietta in azione. No, questa è Guerre Stellari. Super Orietta, prende il volo. Vai. Via, decollo. Via. Buongiorno. Intervistiamo Super Orietta. Si possono fare queste cose qua, neanche i bambini. Allora, ci dica Super Orietta quali sono i suoi superpoteri. Beh, ne ho tantissimi superpoteri. Per primo la modestia. Modestia e poi tanti altri. Saluti i suoi follower Super Orietta Channel. Vento di Grecale. Vieni qua. Orietta Channel. Buongiorno, fermati, non continuare a venire avanti, stai ferma. Allora, visto che oggi sei nel paradiso terrestre, Certo. posto incantevole, racconta una storiella divertente in cui tu sei nel paradiso terrestre, c'era Adamo, poi c'era... Eva, Poi alza la voce che non ti sento. il serpente. E poi c'era il serpente. Allora, nel paradiso terrestre Adamo, Eva e il serpente. Sì, cosa devo dire che non la E so? racconti quella storiella che ti ricorderai certamente di quei due amici che vanno nel bosco e uno dei due dice ascolta, devo fare la pipì. Va a fare la pipì vicino a un albero nel bosco e chi arriva? Arriva il serpente, una vipera. Una vipera. E cosa fa? Zac, lo morde proprio là, Là, dove? nelle parti intime. Ah, che dolore! E allora, come facciamo? Cosa fa questo qua, il suo amico? No? Corre a chiamare aiuto, trova il primo paese che trova, trova un medico che gli chiede... Ma no, ma dai. Allora, ascolta, non lasciare raccontare le storielle. Lasciami raccontare. Ma no, allora dice, ti aiuto mamma, che dolore, ma becca proprio, ma becca, che male, moro, corri. E allora il suo amico cosa fa? Prende di corsa, attraversa
e il sentiero attraversa il bosco, sale sul ponte di corsa, va giù dal ponte, salta il ruscello, Ma allora... entra nel paese, è tutto di corsa, affannato, passa in mezzo alla gente dello spintone, arriva l'ambulatorio del medico tutto trafelato, dice dottore, dottore, dai, vai avanti. Dottore, il mio amico ha subito un morso di un serpente, cosa devo fare? E fa, l'unico sistema è succhiare il veleno. Va tutto deluso, trafelato, esce Sì, vabbè, trafelato. esce da, Trafilato. Sì, vai che vai bene, vai che medico. stavolta viene bene. Esce dall'ambulatorio e piano piano si incammina, ma molto piano. Dopo qualche ora arriva dal suo amico e il suo amico gli dice: ma allora cosa ti ha detto il medico? Hai trovato un medico? Cosa ti ha detto? Cosa devo fare? Io ho paura. E lui fa: il medico mi ha detto che devi morire. Brava! Battiamoci le mani. Ma vedi, se mi lasciavi raccontare la barzelletta a me senza Ma dire l'hai un sacco raccontata, di brava. cavolate, che la Bravissima, gente dopo sei si stata, stanca e se ne va. sei stata bravissima, brava. Stavolta hai superato te stessa, è venuta proprio bene. Sai cosa? E non è partita la registrazione, la devi rifare. Meglio, perché quella di prima non è venuta bene. Meglio. Dai, rifai. Orietta Channel! Rifà. 17° giorno di viaggio in In Sardegna. Sardegna. Ti Tutte stai le più divertendo belle moltissimo. calette che ci sono, cambiamo spiaggia o caletta tutti i giorni, quasi, perché a volte ci troviamo bene e stiamo anche 2 Orietta giorni. Channel vi saluta. No, Però continua nella sua la peregrinazione. strada è ancora lunga. Dai, Fermati, Orietta in ammollo. Quando facciamo la centrifuga? Quando lo mettiamo dentro. Allora, hai scoperto, guarda, c'è una spiaggetta nascosta e misteriosa. Vieni con me, vai avanti. Spiaggetta misteriosa. Cosa ridi? C'è la crisi. Cosa stai sghignazzando? È così naturale. Io ogni tanto gli scatta sta roba, la crisi. io sono felice, vedi? Che bello sport! Non fare movimenti bruschi, che hai una certa età. C'è il tendine di Achille sulla spalla, cos'è? La rotula. Non funziona più il braccio. Uso questo. C'è un meccanico in sala che lo aggiusti. Mordicchi, faccia vedere come si mordicchia. Così. Ah, come mordicchia bene.